L'appuntamento proprio davanti alla parrocchia, tutti in gruppo, tutti senza mascherina. L'assembramento non è passato inosservato agli occhi della pattuglia dei carabinieri di Ponte San Nicolò che sono intervenuti identificando e multando i giovani. 16 persone, quasi tutti minorenni, un gruppetto noto anche ai residenti del quartiere che già in estate avevano segnalato atti vandalici e schiamazzi. I 16 ragazzini si erano ritrovati nel parchetto davanti alla chiesa di San Leopoldo Mandic in via Moro a Ponte San Nicolò. I carabinieri li hanno sorpresi di pomeriggio mentre se ne stavano tranquilli con le mascherine abbassate. Per loro è scattata la multa da 400 euro per il mancato rispetto delle norme in materia di prevenzione del Covid. Uno di loro è anche stato denunciato per aver fornito false generalità. Quel che preoccupa è che non si tratterebbe di un episodio isolato, più volte il gruppetto era stato visto incontrarsi in barba ai divieti di assembramento. Ponte San Nicolò inoltre non è nuova a polemiche sull'uso della mascherina. Nei mesi scorsi il sindaco Martino Schiavona era stato preso di mira da alcuni vandali che gli avevano sfasciato la macchina dopo che aveva mandato la polizia locale a multare alcuni giovani trovati in un parchetto sempre senza mascherina. Il primo cittadino aveva subito pesanti insulti e minacce anche sui social e perfino la sua famiglia era stata presa di mira con intimidazioni.